Una legge che aspettavamo da tantissimi anni e che metterà dei bei paletti e ci aiuterà molto nel lavoro. Un dischetto, un supporto informatico che aiuterà i nostri colleghi a cercare di capire se vale la pena o no di tenere l'azienda aperta o se stiamo guadagnando. E il nostro bellissimo sito che ci darà una mano incredibile nei nostri problemi quotidiani e ci farà vedere i problemi degli altri e ci aiuterà a risolverli. Quindi bellissima giornata, più che positiva. Innanzitutto il software è stato realizzato grazie all'intervento dell'ente bilaterale del Veneto e grazie allo stanziamento di questi contributi abbiamo avuto la possibilità di realizzare un prodotto su misura per l'azienda artigiana, soprattutto per il settore della pulitinto lavanderia, che fosse capace di dare delle informazioni all'imprenditore artigiano di conoscere in tempo reale la propria gestione aziendale. L'utilizzo di questo software è facilissimo, è semplicissimo, non necessita di alcuna nozione di natura tecnica o ragionieristica, ma consente di avere una serie di informazioni che riescono a far capire all'impresa se la propria struttura dei costi è coerente con le tariffe applicate sul mercato. Nel momento in cui l'imprenditore ha una serie di informazioni che riesce a capire se le tariffe di mercato sono coerenti con la propria struttura dei costi, ha un metodo per gestire e pianificare il proprio futuro, ottimizzando la propria gestione aziendale e ottenendo soprattutto questi due obiettivi: capacità di generare utile e continuità e sopravvivenza nel tempo della propria impresa. Luca Bandiera, legale esperto, responsabile dello sportello del Pulitintore. Ci racconti un attimino cosa si aspetta da questo prodotto? Innanzitutto mi aspetto che gli artigiani utilizzino questo prodotto che è unico in Italia. Come viene utilizzato questo prodotto? Questo prodotto viene utilizzato attraverso l'utilizzo della mail, quindi l'artigiano può utilizzare la mail, porre il quesito ed inviare la mail allo sportello. Questa è una modalità di comunicazione. La seconda modalità di comunicazione di interfaccia è un numero telefonico che viene pubblicato nel sito a cui io risponderò il martedì ad orari fissati. Quindi invito gli artigiani ad utilizzare questo strumento, perché questo strumento, grazie alle vostre segnalazioni, potrà diventare una banca dati che potrà essere utilizzata per altre iniziative molto interessanti per la categoria.